Eccoci qua, eccoci qua. Ok, adesso operazioni preliminari e poi sotto. La tensione è abbastanza alta, ragazzi, eh. Dire che sono teso e dire poco in casa Cume. Abbiamo un'occasione che va al di là di tutto, al terzo anno. Tensione abbastanza... Però calma, gran calma, ragazzi, gran calma, gran calma. Adesso dobbiamo intervistare i due porconi per un'intervista non tanto lunga, però perché abbiamo cose importanti adesso purtroppo, quindi è chiaro che sarà un po' duretta. Ok, operazioni preliminari completate. Andiamo su Discord, uno dei canali più curiosi del mondo, creato dal Mr. Bamba. Adesso salutiamo tutti, aspetta un attimo. Eccoci qua. Allora, andiamo sul tablet. Adesso vediamo se riusciamo a capire sto cazzo di Discord. Ok, allora salutiamo intanto il piccolo Amedeo, Peppe, Terence, Goz, Rocco Barocco, Francone, Gasperini, Borgia, Giordano, Martin, Agi, Francesco, Daniel Andrew, Alex. Ecco, Arcangelo che ci ha dato una grazie Arcangelo, Giangrosso. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Dov'è? Mister Bamba, eccolo qua. Allora, cazzo, interviste comendiane. Io sono dentro, però non c'è un cazzo di nessuno. Eh, deve entrare su Discord il buon vediamo se ci sono i nomi. Allora, De Real Sidoti. E dove cazzo è il buon Kaiser? Kaiser non lo vedo. Il Kaiser. Ciao Bartolucci. Eh, ciao Giacomo Brichese, Alessandro Bucci, Michelotto, Antonio. Ok, ok, Terence. Però io devo capire. Cioè, allora abbiamo il buon The Real Sidoti, però non vedo Francone, non lo vedo. Bisogna far presto, ragazzi, perché vorrei giocare. Eh, ecco Sidoti, se puoi gentilmente entrare a collegarti su Discord perché dobbiamo fare le cose in maniera un po' rapida. Scusate, raga, perché sono cose importanti. Il Kaiser è un... Ma dov'è? Come Mickey. Ah, sei Mickey Mouse. Allora Mickey Mouse ti trascino. Ma non me lo fa trascinare però. Ma porca puttana. Cioè io lo clicco e... come cazzo si fa? Forse dovete entrate, non so. Io qua vedo Zoccolo Duro 2 e Mickey Sidoti, ma non riesco a trascinarli. Eccolo il presidente. Ecco il presidente. Però non riesco a trascinare né Sidoti né Mickey. Come cazzo si fa? Entrate in un canale, entrate Zoccolo Duro. A sto punto, entrate Zoccolo Duro tutti e due. Grazie. Oh, problema angui. C'è problema angui, ragazzi. Vediamo quando... ragazzi, un po' rapidus perché dovevo giocare... Ah, con Miki c'è. Che Miki è Francone, quindi. Io l'ho trascinato, però non... Ma porca puttana. Ok. Ora, Sidoti, ci sei? Ma perché vanno via? Francone? Ci sono. È Francone qui che cazzo capisco io. Mi sentite? Allora, questo è il porco di Sidoti, è Concordo Sidoti, ok. Allora, però, perché Miki mi va via? Sente Mi... bene? Vabbè, cioè, intanto parlo con Sidoti, se ti sento Sidotino. Ok, bene, meno male. Buono Sidoti, allora se vuoi presentarti, perché comunque c'è stato un acquisto dell'anno scorso, si presenta la squadra Concord Sidoti, l'uomo che ci ha fatto vincere una partita importante in Europa League con un assist micidiale. Bene, allora, mi chiamo Francesco Sidoti, da Agrigento, sono onorato di essere con voi. E Si, niente,
Sento malissimo, c'è Miki che va e viene purtroppo. Bene, Sidoti. No, hai fatto veramente una prestazione incredibile, infatti volevo intervistarti già la volta prima, però purtroppo dopo non c'era più tempo, era tardi, Mm, però ti sei preso il posto a sinistra in maniera devastante. Complimenti, Sidoti. grazie. Ma ti piace, ti piace il soprannome? Concorde? Concordo, ti piace come soprannome? Mi sembra adatto per uno veloce Sì, come te. fantastico. Sì, sì, grazie. Sono Perfetto. molto onorato. Si do, me lo godo, Sidoti. Una persona seria, Sidoti. Attenzione, abbiamo un uomo serio. Quanti anni hai, Sidoti? 16. Cazzo, ma avete tutti delle voci. Sembri molto più grande. Complimenti, Sidoti, complimenti. Grazie. Adesso, il problema è che Francone, il Kaiser, cioè, non riusciamo a beccarlo. Non capisco il perché, sinceramente, non ci capisco niente. Allora, Miki torna su zoccolo duro. Kaiser. Vedi, Sidoti ha capito subito, Sidoti ha capito al volo, Sidoti. Mi raccomando, adesso anche in finale, perché... cioè, eccolo qua, adesso io ti trascino, tu non fare niente, Francone. Ecco Francone. Francone? Ma porco due. Ascolta, intanto convochiamo il presidente, se vuoi venire su Zoccolo Duro, intanto ci devi dare la carica. Però non riesco a beccare Miki. Miki e Francone? Niente, Francone è morto, ragazzi. C'è la morte di un uomo. Se Api vuole entrare sullo Zoccolo Duro, poi lo aggiungo su Non interviste. dico. Francone? Niente, vabbè, faccio la presentazione di Francone, il Kaiser. È entrato in squadra a gennaio, ha fatto un merdone, portando tanti gol in Europa League soprattutto, e sta rubando Ma il io lo sento posto. Francone. Eh? Io lo sento. Io no, io no, non lo sento, non lo sento. No, Io ma non sta lo, s- parlando. non lo sento però. Non lo sento. Non lo sento purtroppo. Niente, Api non vuole entrare, Api non entra, allora il presidente si sta trombando qualcuno a Dubai. Molto bene, e niente, che dire, Micchi ha fatto grandi cose, ci ha portato in Europa League, in finale con grandissimi gol fondamentali insieme, proprio un gol con Sidoti, assist di Sidoti, gol di Francone. E adesso Barocco rischia il posto, Barocco lo rischia in maniera abbastanza pesante. Ok, ok. E c'è anche Mito, forse, non so se c'è. Boh, vabbè, insomma, saluto Alamos comunque, saluto tutti. Ma Miki, lo senti tu? Sì, sì, io lo sento. Cioè, dice, mi senti, però... Non ti sento, porco. Aspetta un attimo. Prova a Aspetta, parlare? Miki, ti Mi senti? senti? Oh, adesso sì, eccolo qua, ecco Francone, signori. Oh, a posto. Allora, ciao Francone, eccolo qua. beh, Quanti Eccomi. anni hai tu, Francone? 16 ma ho la febbre, quindi ne dimostro 3. Anche lui, non ci credo. Siamo una squadra giovane, cazzo. Siamo giovani ma forti. Se vuoi presentarti, Francone, visto che insieme a Sidoti ti hai fatto un asse incredibile che ci ha portato al gol fondamentale in Europa League, presentati, caro. Che devo dire? Tranquillo, quello che vuoi, che cagate, tanto, insomma, stai tranquillo. Vorrei capire il messaggio di Rocco della scorsa volta. Ecco, è la faida, è cominciata una faida brutta Eh, tra Barocco, tra lo stilista e il Kaiser, e purtroppo il Barocco, c'è invidia, molta invidia. no, dopo la vittoria in Giappone, era convinto di riprendersi il posto, oh. giustamente, e invece Kaiser, qua, Kaiser Francone ha spaccato i culi. Adesso Mm-mm. bisogna vedere quando torna, che io a Barocco gli do fiducia perché è un bravo ragazzo, Sì, però sì, ma ha diciamo... fatto molto bene in Giappone. Eh sì, il discorso è che adesso Kaiser Francone così, da gennaio in Europa League è scatenato. Scatenato. Mm. Francone me lo godo, ecco Barocco. Ehm, è che vorrei intervistare anche Barocco, ma non so se vuole venire anche lui un secondo, ultimi 5 minuti perché poi ragazzi cominciamo con le finali, se no... Se vuole venire Rocco io lo ospito volentieri al mio talk show, il Maurizio Costanzo Cume. Se vuole può venire. Oggi finisce tutto, Coppa Italia. Eh sì, oggi sì, finiamo tutti.
Ok, Finiamo tutto e poi penso, non so, vediamo gli acquisti. Io avevo intenzione di prendere l'Arcangelo e Bartolucci per quest'anno. Bertolucci. Sì, Federico Sì, Bartolucci, anche sì. lui un porco dello zoccolo. Eh sì, E sì, sì, dopo gli sono d'accordo. altri, sì, anche ecco, Carannante, anche lui diciamo è uno dei possibili per il prossimo anno, però. Mm. Niente, oggi non può, niente, Barocco non può, purtroppo Barocco col fuso orario è stanco, vabbè. Vabbè, dai, allora a sto Sì. punto, Gigi Palla anche, è l'uomo più inutile della squadra, però vogliamo bene a Gigi Palla, amore per Gigi. Ragazzi, iscrivetevi tutti su Discord perché, anzi, io vorrei proprio parlare con Gigi Palla il prima possibile. Quindi appena può Gigi Palla si iscrive su Discord così voglio intervistarlo perché voglio capire se la droga o le zoccole hanno rovinato quest'uomo che ormai è praticamente finito, insomma. Ecco, Arcangelo, Verdone, vabbè. Grazie Arcangelo. Alamos. Oh, c'è anche Alamos, però Alamos adesso non è il tuo turno, Alamos, per parlare Arcangelo con... vuole inserirsi come presidente qua. Eh sì, è il vicepresidente. Mhm. Sì, 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 Pep e Antonio teoricamente sono quelli che devono entrare il prossimo anno. Pep sicuro e anche Antonio, mettiamo loro due. Vabbè, dai, Darkstar, anche lui in campo. Gigi Palla se la ride. Gigi Palla, iscriviti su Discord. Terence, il nostro amico della droga, ti può insegnare come fare. E niente, ragazzi, diciamo, questa intervista è un po' tesa perché stiamo tutti pensando alle finali, onestamente. Sì, sei anche tu Sì, sì. il vicepresidente, Alamos, non ti preoccupare, anche tu sei il vicepresidente. Però anche l'Arcangelo sta donando, quindi è chiaro, chi dona è presidente, c'è poco da fare. Sì. Sgangia. Vabbè, ragazzi, dai, allora io saluto Francone e Sidotti, due grandi giocatori che ci hanno Ciao. portato alla grande, gli ultimi due acquisti. E niente, Ciao, grazie. adesso ragazzi dobbiamo impegnarci e ci abbracciamo a fine live. Vabbè? Sì. Va bene. Ciao. Ciao. Un abbraccio ragazzi, mi raccomando, giocate bene. Ciao Fioi. Eccoci qua. A posto. Buono raga, adesso concentrazione però, è finito il talk show. Eh... ok. Anche Francesco Borgia, ma si tanto deve fare 20.000 stagioni ragazzi, quindi penso che entreranno anche i morti in campo. Buono raga, adesso però ho bisogno di concentrazione, ragazzi. Vediamo come siamo. Prima finale, Team Caz. Benissimo, il Cume morto, il Cume Gervasi morto, molto bene. Molto bene. Sono quelle cose che mi fanno godere, ma porca di quella zoccola. Allora, vediamo un po'. Togliere il veneziano in finale, non me la sento, però gli facciamo fare il secondo tempo al Cume. Dai. Cominciamo con Francone Bode, Terence, Eyman, Alexandru. Gervasi non c'è, Grizzly, si guarda tutte le partite più belle. Eh, C'è anche il piccolo Amedeo, giusto? Anche il piccolo Amedeo, ma sì, ma entrano tutti, tanto il piccolo Amedeo entrerà sicuramente, anche lui. Vabbè, raga, adesso per piacere concentrazione massimale. Purtroppo il Cume è anche fuori forma, non è una bella notizia. Adesso ho bisogno dello zoccolo duro al massimo della propria forza. Vai Api, vai presidente, vai raga, si comincia. Il Venezia nel suo palmarès ha solo una Coppa Italia, vinta nel 41 o nel 40, adesso non mi ricordo. Vuole portare a casa un altro trofeo, lo stadio olimpico è a festa. È il gran giorno. La domanda che Ci tutti si giochiamo fanno è chi tutto, ci diventerà giochiamo l'onore e il campione. Lo cuore. scopriremo presto. 90 Ciao minuti Edi, e potrebbero non bastare. prendiamoci questa coppa. Oggi si affrontano Venezia e Anche Darkstar ha Bologna. preso l'aereo, purtroppo non c'è Tognin. Non c'è Tognin. C'è tensione ragazzi. C'è tensione. La tensione è ai massimi storici. Prima finale dello zoccolo duro. Team Caz. Venezia-Bologna. Per un sogno chiamato Team Caz. Vai! È il momento che E si aspettavamo. comincia ragazzi allo Zitti Stadio tutti. Olimpico di Roma. Comincia la finale. Sidotti, appena intervistato insieme a Questa è la Francone, finale. due ragazzi Entrambe le intelligenti, squadre molto vogliono la belli. vittoria a tutti i costi. Mi aspetto una partita Vai molto raga. chiusa e tattica fino al primo gol. Barocco Ma se il risultato è si qua con noi sblocca anche lui, è presto, tornato ci dal sarà da Giappone, divertirsi. ha vinto quello che doveva vincere e mo vedremo. Ma adesso si pensa solo alla coppa. Attenzione il Bode subito, mamma mia. Spazza il pallone. Alexandru. Faccio fatica a commentare ragazzi, la tensione è altissima. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato.
Dai raga, basta febbre, adesso pensiamo solo a questa cazzo di partita. Anche se non siamo in forma, dobbiamo vincerla a tutti i costi. Safir Taider. Michelotto, Maurizio, vediamo chi sarà il mattatore, se ci sarà un mattatore. Attenzione all'arma letale, arma letale. La butta in mezzo, molto male Terence, la bamba. Il pallone finisce Peccato. lontanissimo dalla porta. È chiaro che non succede, ma se succede invito Michelotto con gli screenshot tutti a festeggiare, ma non succede purtroppo. Ma sì, succede. Bella palla ad allargare Bode. il gioco. Pallone intercettato Terence. tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Occhio ragazzi, occhio passa. ragazzi. Occhio raga, brutta ripartenza del Bologna. Attenzione, errore, ma recupera Michelotto. Francone, il Bode, arma letale. La tensione è veramente all'esterno. Attenzione, Francesco Sidoti. Terence, no, Terence, la squadra è contratta, la squadra è tesa. Però anche il Bologna è un'occasione d'oro. Non è che anche il Bologna si è abituato a queste cose negli ultimi anni. Sì, Alamos, ho visto, però per piacere concentriamoci tutti su questa cazzo di coppa. Vedo poca grinta, vedo poco. Capisco che tanti stanno male, ma voglio la pazzia. Non sento Eyman. Non sento Alexandro, non sento Terence, li voglio tutti, cazzo, qui con me. Alexandro prova il cross per Francone, il Kaiser! Mamma mia, prima azione per il Venezia. Il pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Un passaggio filtrante da manuale. Ha mostrato grande precisione e visione di gioco. Sto full screen, vai Eyman. Eyman Guy, tenta subito il cross. Michelotto, mamma mia, poteva regalarci qualcosa di grande Maurizio Michelotto. Un uomo venuto dal niente, bullizzato da tutti, anche dalla madre, Maurizio Michelotto. Vai Terence, vai cazzo, vai. Sagna. Vai tutti insieme, cavolo. Questa diciamo è la coppa meno prestigiosa, ma importantissima per noi. È importantissima, questa ci può dare tanta tranquillità anche per l'Europa League, che quello è il sogno proibitissimo. Questa è molto più possibile. Dai Fioi. Vuole la profondità. Ah, peccato, la squadra però la sento tesa, la sento dura. Intervento a liberare. Eyman, bravissimo Guy. La da Francone, il Bode prova a tirare, il Bode, peccato, ha fatto bene a tirare per non perderla. Un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. C'è tensione ragazzi, c'è una tensione indescrivibile. Attenzione, dai Pintus, prendimela. Partita un po' bloccata a centrocampo. Maurizio. Passaggio in avanti. Attenzione il Bode. Il Bode vede la bamba Terence, effetto Serra Terence, ci prova subito Terence! Peccato, a tutti piacerebbe timbrare il cartellino in finale, ma l'importante è vincere anche con un autogol. Attenzione, Eyman Guy, musica e magia Guy, Alexandro, peccato, però forse non era Alexandro l'uomo giusto per il colpo di testa. C'è tensione ragazzi, c'è tensione. Impedendogli di calciare liberamente. Attenzione Kaiser, no, non è mai fallo in 99.000 stati, ma dai. Vai Darkstar anche tu, cazzo la Gelsenkirchen, tutti quanti. Sapevamo che non era semplice, comunque il Bologna, anche se non è uno squadrone, e se è arrivato in finale un motivo ci sarà. Safir Taider. Attenzione a Taider la da Masina, Adam Masina, perde un sa. Più prendiamola. Bravo Terence, ma poi la sperde, ma la recuperiamo. Bravo Mito. Mito la dà Sidoti, concordo Sidoti. Vai Gasperini. Terence. Maurizio Michelotto. Appoggia il pallone largo con eleganza. Francone, fermato Francone ai limiti della regolarità. Sulla destra. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Attenzione, no, bravissimo Giangro. Mito, te prego. Mito la butta su. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottima pressione la sua. Non c'è niente da fare, non riusciamo a trovare il pertugio. Occhio, Sidoti, non farti fregare Sidotino. Bravo Terence. Prova a passare la Terence per il Bode. Vai Bode. Il Bode prova a lanciare. Kaiser.
Il Bode per un tiro impossibile! Mamma mia, il Bode ci stava regalando un sogno. Tiro deviato, nessun dubbio qui. E ora vediamo se riusciranno Attenzione, ad approfittare Pole di questo Mangai. corner. Pole Mangai di testa Terence, qualcuno ti prego! Michelotto per il sogno, mamma mia, ancora niente. Allontana il pallone. 0-0, primo tempo Arriva già alla fine del primo finito. tempo. Il Si Cume chiude entra dunque il primo è in tempo ghiacciaia, della il Cume finale. deve Qual entrare è tra la tua poco. impressione? Che idea ti sei fatto della partita fino a qui? Entrambe le squadre sono contratte. È Il Cume tra poco deve comprensibile entrare. vista l'importanza della posta in pari. L'uomo In che finale realizza i anche un sogni piccolo errore può essere determinante per l'andamento della di partita. tutti, delle donne Vediamo e adesso però della quale squadra. delle due squadre avrà il coraggio di osare. Gravità 0. Nessun gol, ancora 0-0. Attenzione ragazzi, la Vedremo tensione è se altissima. arriveranno nel secondo Apicella recupera bene, il presidente la dà a Francone. Francone vede il Bode, ma il Bode è tanto defilato, non c'è nessuno in mezzo. Il Bode la lancia, no, per nessuno, per il vuoto. Palacio. Bravissimo, ancora Sidotti per Gai. Gai per Sidotti. Sidotti per Francone. Il Bode, ma non ci credo. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ciao Alessandro Riani. Poteva segnare anche stavolta. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Stiamo Un giocando bene ma non talento puro. basta. No, no ragazzi, no. Cerca No spazio. Palacio. Se ne No va. Palacio. Può calciare a rete. Bravissimo Grizzly. C'è la palla lunga. E dopo però la sbaglia Bamba Terence, effetto Serra. Michelotto bravissimo. Ma si fa fregare Francone. Destro può andare alla conclusione. Bravo Michelotto. Apicella, il presidente, l'uomo che ha creato il tutto a livello economico, che ha portato i soldi da Dubai con il miele. Terence, Francone, non ci credo. Serve Gai. No, cosa fa Gai? Cosa ha fatto Gai? Brutto errore di Gai che è scivolato. Attenzione il rumeno Agi, fallaccio su Agi, brutto fallo su Agi e la dà a Francone. Il Cume sta scaldando ragazzi, il Cume sta Ci scaldando. mette il fisico e conquista il pallone. Bravissimo Agi, Francone per il Bode. Non può sbagliare. Bode, arma Ci letale. prova. Agi, Gai la mette in mezzo. Terence la mette! Terence la mette, siamo sopra! Siamo sopra! No! Su Astis geniale di Gai! Su Astis geniale di Gai, ma stiamo calmi! Stiamo calmi, attenzione! Gli ultras del Venezia stanno esplodendo, stanno massacrando tutto. Calma ragazzi. Cosa ha fatto al volo Gai di sinistro? Mamma mia. E Terence come Van Basten contro lo Steaua, ma questa è un'altra storia. Mamma mia Terence. Attenzione a bordo campo. Mi Mamma sembra ci mia. sia una sostituzione. La prima sostituzione Esplode non ha tutto. portato i risultati sperati. Esplode tutto, Ora cazzo, c'è un esplode altro tutto. cambio. Terence può essere Vediamo l'uomo se la squadra ne del avrà destino. beneficio. Entra Veneziano intanto, entra Veneziano che può servire per le palle alte, Il primo 88 gol il è Cume. sempre fondamentale, soprattutto se arriva in una finale. Bisogna pensare anche all'altra coppa purtroppo, quindi mamma mia mi sento male. Allora mettiamo Terence di qua e qua mettiamo il Duca. Ok. E cannistra per Heyman. E andiamo. Dai raga, 1-0, stiamo calmissimi. Gai che ha fatto un assist da best. Attenzione Gai, la dà il Bode. No, era il gol della vittoria. Mamma mia Gai, adesso ce lo dovrà preservare per la Europa League. Ma Gai è in forma devastante. Il tentativo era ottimo. Ciao Guccioni. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. È l'incubo di ogni difesa. Mamma mia. Gli avversari sono Mamma tentati mia, di ragazzi. marcarlo a uomo e questo permette ai Siamo suoi compagni vicini di al niente. sfruttare gli No, spazi che crea. Michelotto. Cannistra per Terence per Veneziano, penetrato. Cosa ha fatto il Cume? Dopo un minuto 2-0. Il Cume subito su assist di Terence. Il Cume tiene calmi tutti, ma è dura. Il Cume è appena entrato, cazza un gol da fenomeno. E ha avuto subito un grande impatto sul gol. Mamma mia. Effettivamente Mamma ha riparato il mia. mister dalla fiducia che gli ha dato Mamma mia, mandandolo siamo a un in campo. passo dal The Dream. Siamo a un passo dal The Dream, adesso sì lo si può dire. Siamo a un passo dal The Dream. Al 70esimo. Ce la possiamo perdere solo noi. Un gol Una sentenza. determinante, con due reti Ricordiamo che di ci sono anche scarto le possono qualificazioni anche permetterci di gestire la agli partita. europei dopo, e quindi avremo tanta carne al fuoco.
Daniel Andrew. Prova il filtrante. Per Sidoti. Per Sidoti, Sidotino, Sidotino. Mamma mia, Malcume la mette anche in finale, incredibile veneziano. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Tocco morbido. Apicella, il presidente, l'uomo che ha fatto tante cose belle per questa squadra. Prova a saltare il centrocampo. Ma tutti, siamo stati tutti grandi. Ma stiamo zitti, 76esimo no. Grizzly. Bravissimo, bravissimo Grizzly. Gervasi purtroppo ha fallito nelle ultime partite, è fuori forma tantissimo. Mamma mia, Pintus. Pallone intercettato. Veneziano. Davvero provvidenziale. Glielo fischia, non me lo fischia, Canistra. Il Bode, peccato. Veneziano, 80esimo. I veneziani vanno già a fare l'invasione, ma manca troppo. Terence. Veneziano, mamma mia, calcio spettacolo, calcio bailado. Calcio bailado. Ha potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Ha provato a ripetersi. È decisamente un gran talento, riesce a determinare Mamma da mia, 8 solo minuti, l'esito no, di una 15 partita. tiri a 0, ragazzi, abbiamo distrutto il Bologna. Sarebbe un furto perderla. Canistra, ancora per Terence, l'uomo finale, la bamba, mamma mia, per poco il Duco. 6 minuti, sono tutti là, sono tutti qua i tifosi, tutti pronti a esultare per una coppa incredibile. Un sogno che sta diventando realtà. Prova un traversone Ma dalla stiamo tre quarti. zitti. Attenzione, Filtrante. bravissimo Grizzly, ancora Grizzly, anche Grizzly monumentale, anche se non è servito a niente la difesa, abbiamo dominato Terence, l'uomo finale assolutamente. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Mamma mia, Terence la dà Veneziano, la sentenza, 1 minuto, un gol, Veneziano, la mette in mezzo, non ce la fa. È quasi finita, ragazzi, quasi finita, chiudiamola con un clean sheet, ancora Grizzly, Mito fa una pazzia, ma va bene, no? Riescono a mettere fuori. Prova Ti prego, no adesso, ancora Grizzly, monumentale Grizzly, fischi arbitro, che andiamo a prenderci la coppa, ed è la prima, guardatelo, il Cume si autoabbraccia, non ci credo, Un giorno che i tifosi. il Cume si è messo in velocità in cravatta, si è messo, Venezia ce l'ha fatta. siamo campioni della Coppa Italia, Per la cerimonia di premiazione. che belli, il Cume si è messo la cravatta, il Cume si è messo la cravatta, il Cume, alzala Api, alzala, eccolo l'impazzito Api, voglio 1000 screenshot Michelotto, dai, alzala Api, bellissimo, ora Mito, mamma mia, ecco anche Darkstar, anche lui impazzito. Mamma mia, guardateli, forse la Team Cats non si alza la coppa, forse, no? Infatti, me lo ricordavo, in Team Cats non si alza la coppa purtroppo, ma l'Api l'ha alzata, alzala. Coppa Italia, il trofeo meno nobile me l'abbiamo portato a casa, primo trofeo dello Zoccolo Duro, lo ricorderemo per tutta la vita, penso, fino a 90 anni, quando i nostri nipoti ci chiederanno ma cos'era lo Zoccolo Duro, e noi piano piano racconteremo. Mamma mia, ragazzi, li abbiamo asfaltati, Terence MVP, meritatissimo, man of the match, Terence, mamma mia, incredibile, dominato il Bologna, umiliato, alzala Api, mamma mia, Api esce con i premi, anche Darkstar impazziti, tutti drogati in questa squadra, alzala Api, ma adesso, ragazzi, arriva quella grossa, ragazzi, arriva il budget speciale. Uguccioni per quest'anno no, però sei nella lista per entrare, Uguccioni, non ti preoccupare. Ci sarà possibilità anche per te, Uguccioni. Non ti preoccupare. Mamma mia. E adesso però arriva quella grossa, quella che sì Api può alzare. Quella che sì che dà screenshot. Mamma mia. Mamma, calma. Dopo ci sarà anche l'ultima giornata che voglio fare per tentare di vincere il cannonieri, ma questa è un'altra storia. Il veneziano comunque l'ha timbrata. Ci siamo tutti. Il veneziano c'è, perfetto. Il Bode qua in forma Francone, no. Allora, vediamo, Charmi meriterebbe, però purtroppo è morto. La morte di un uomo.
Ci portiamo via Alamos però. Zincaro per il Duca che è morto, cazzo, la morte di un altro uomo. Siamo tutti in forma, ragazzi. Siamo tutti in forma. Se le cose vanno bene posso fare anche dei cambi per regalare minuti anche a chi ha giocato un po' meno. Ma bisogna vedere, ragazzi. Bisogna vedere. Voglio il doblete, speriamo, ragazzi. Questa però è una finale che avrebbe dell'incredibile portare a casa, che ci può aprire la porta anche per la Supercoppa europea. Ma questa è un'altra storia. Ragazzi, dopo una Europa League incredibile dove abbiamo sempre rimontato a parte contro Lione con sconfitte roboanti in trasferta, ma miracoli in casa, il Penzo è stata il nostro fortino. Ora però siamo al Konami Stadium e qua so cazzi. È arrivato il giorno che tutti Eccolo qua, ragazzi, da aspettavano, screenshot, vai Mauri, in ogni caso ci siamo, Casperino in panca. Guardate a Picella come è teso, il presidente giocatore, è tesissimo. Ecco gli ufficiali di gara seguiti dai Ci capitani, giochiamo dagli altri tutto, giocatori, ci tutti giochiamo pronti ad affrontare l'onore, il questa cuore, sfida la cruciale. grinta, tutto ci giochiamo perché abbiamo già vinto una coppa, siamo già a posto, siamo in Champions League e va bene, ma siamo arrivati qua in Europa League fino in fondo, sarebbe un peccato perdere adesso. Siamo contro i lancieri di Amsterdam, l'Ajax, che ha vinto tanto nella sua storia. Vai! Si comincia, ragazzi. Europa League, finale, per un sogno. 90 minuti. Vai! E una di queste due squadre Alexandro. entrerà nella storia. Guy, Beh, questa è la finale. De Jong. Entrambe le squadre vogliono la vittoria a tutti i costi. Mi aspetto Qua una non è il partita Bologna, molto ragazzi. chiusa e tattica fino al primo gol, ma se il Qua risultato non è il si Bologna. sblocca presto, ci sarà da divertirsi. questo non è il Bologna, ragazzi. Questo non è il Bologna. Non succede, ma se succede. Adesso però basta, concentriamoci Prova a scavalcare il solo sulla centrocampo con partita. il passaggio. Veneziano. C'è spazio. Veneziano per il Bode. Riceve in ottima posizione. Il Bode vede Cerca la subito profondità. Terence. Riceve il passaggio. Terence, peccato. Palla allontanata senza troppi complimenti. Hanno provato a farsi avanti con un'azione prolungata, restano però a mani vuote. Occhio, raga. Si libera la grande. Occhio, raga. Prova la giocata nello spazio. Api non ce la fa, Api non ci arriva, Api non ci arriva, no! E la mette in porta. Inizio Questo è un scioccante, gol che può inizio decidere una scioccante stagione per il intera. Venezia. De Jong subito. Azione rapida e letale. Non bisogna mai lasciare spazio a questa squadra per partire in contropiede. Hanno dimostrato più e più volte di essere De migliori Jong in subito velocità. calma. Ricordiamo sempre, lo dico purtroppo non con piacere visto che ho giocato le giovanili là. Ricordiamo l'Ataturk. Hanno trovato il primo gol. Si che può cambia anche rimontare. gli equilibri tattici dell'incontro. Segnare Si può per primi rimontare. È sempre un vantaggio, ma farlo in una finale è spesso decisivo. Si può rimontare. C'è stato l'Ataturk purtroppo. Quindi possiamo rimontarla. Passaggio in avanti. Però sapevamo che era dura, lo sapevamo fin da subito. Prova il filtrante. Attenzione, qua non è il Penzo, mamma mia, Mito ci salva dal baratro. Queste Purtroppo ne situazioni abbiamo vinte in cui tutti in c'è il casa, in Gaetano trasferta abbiamo America, giocato vanno malissimo in sfruttate questa Europa League e nelle decisamente fasi eliminazioni dirette. Però io ci credo, ci crediamoci tutti, il nostro sogno non è finito. Il sogno non è finito, il Bode lancia benissimo Terence. Terence, peccato ma è nostra. Spazza via. Lo so Api, le ricordo perché così le possiamo cambiare, cambiamo la storia Api, cambiamola io e te, che noi sappiamo quanto abbiamo sofferto Spazza il quel pallone. giorno. Tu a far miele e io nelle giovanili. Dai cazzo, Eyman per Sidoti, Concord Sidoti. Veneziano non ci arriva. Mantengono la Veneziano non pressione, conquistano un buon Presagi calcio strani, Devono presagi fare strani. molta attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può Eyman, contare su Terence! giocatori molto Non ci abili credo, nel quello che ha gioco messo aereo. in Coppa Italia non lo mette Completamente fuori in misura. Europa League. Dai ragazzi, dai. Abbiamo fatto tutto, non perdiamo proprio la finale, non perdiamo proprio la Prova il finale. traversone, Per piacere, Pintus, vuole la profondità. il Bode. Prova il filtrante. Il Bode vede Veneziano, prova a scagliarla fuori. Peccato perché si era venuta a creare un'occasione interessante. Ci giochiamo Questo è un tanto chiaro qua. esempio di Gai, quanto possano Gai, essere efficaci le Gai, giocate in profondità. gol per il Bove. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza.
21 minuti, Venezia 0, Exo 1, gol di De Jong, clamoroso. Gervasi, Michelotto, Cerca spazio. veneziano, il Bode la perde male il Bode, Michelotto, Emangai, qualcuno deve illuminarci. Veneziano, bellissimo per Agi, Agi, Ecco il tiro. non ci credo Agi, un tiro strepitoso di Agi. Che bello, c'è anche Giorgina, c'è Giorgina, la moglie di Agi, la fidanzata, la donna che alla fine lo supporta. La vediamo inquadrata qua, la Wax, o come cazzo si dice. Dio Cristo. Prova a saltare È il ancora centrocampo. lunga, ma questo poteva essere gol, non ci sta andando bene nulla per il Soltanto momento. rimessa laterale qui. Ragazzi, siete voi che tirate, io sto solo dando direttive, lo sapete. Io non tiro, io tiro solo con Veneziano. Il portiere la calcia lontano. Api, Ottimo il presidente, la intervento. dà Ha Michelotto. visto il pericolo ed è riuscito ad Gai. anticipare l'avversario. Appoggia il Gai pallone per largo con Venezia. eleganza. Dai Cume, che cazzo. Allontana il pallone. Michelotto, Maurizio. Poteva essere un contropiede Il Bode. interessante questo. Peccato. Michelotto ancora, sta recuperando tutto Michelotto. Grandissimo Maurizio. Gai. Serve Gai, serve il miglior Gai. Senza il miglior Gai dura. Siem De Jong. È ufficiale. Già No, segnato Pintus la liscia. Allarga sua Pintus fascia. la liscia. Ha spazio sulla fascia. Younes, se prendiamo il secondo è dura. Si ordina per il Mitoli, tiro. che cazzo fa Mitoli, testa? Ci mette una penna. Gai la recupera. Mamma che Ottimo brutta Pintus. intervento. Mamma che rischio. Prova la giocata nello spazio. Attenzione, incredibile, non so come. Attenzione. Gai la dà al È Bode. riuscito a passare. Mamma mia che gol! Mamma mia che gol dal nulla! Dal nulla il Bode! Arma letale! Arma letale! Arma letale! Davvero un capolavoro. Sono 4 per lui. Ma dobbiamo capire cosa si è inventato Gai. Se è stato lui ha fatto una cosa che non ha... È il miglior assist, non mi interessa. È il miglior assist, non mi interessa. Come lui Costa contro il Real Madrid nel 2003 per Shevchenko, ma questa è un'altra storia. Mamma mia, qua Gai non mi interessa assist dell'anno. Anche se la perdiamo. Non mi interessa Si assist ricomincia da dell'anno. una situazione di parità. Bel botta e risposta. Non mi interessa. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento No. della vittoria. Merda, subito no però. Grande arma letale. Mamma mia cosa ha fatto Gai. L'arbitro lo chiama. Ha ammonito al calcio di rumeno. fallo. Si è ricordato Anche Giorgina si nonostante il incazza. vantaggio, bravo. Best assist non mi interessa. Best assist non mi interessa. Tagliato al centro dell'area. Mamma mia, Api per Gai. Per Alexandru. Nessuno dei compagni Va Alexandru, che gol del Bode. Va Alexandru. No, era per È stato un Terence. brivido per la squadra, No, che si era è per fatto trovare Terence. pronto con l'anticipo. Perché era andata di là? Forse era un po' pretenzioso, ma poteva farlo, ha tutto per poterlo fare. Michelotto ancora monumentale Mauri. E il Mauri la dà al Cume. Da lì può segnare la conclusione. No, devo fare un'altra cosa. Bel pallone in Porca profondità, di ma quella non è stato zoccola, sfruttato Kuma. al meglio. 1-1. Il passaggio è stato illuminante. Partita Certo, durissima. L'azione avrebbe meritato di finire con il gol. Gai. La mette sulla fascia. Gai deve essere la sponda di Veneziano per il Bode che non c'è, ma la prende Terence. Effetto Serra. Api, brutto intervento di Api. Ma non è fallo, Gai. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Veneziano Cerca per il di superare Bode. la difesa Per il del Bode non pallone ci arriva di lungo. niente. Finisce il primo tempo 1-1 al gol di De Jong. Ha risposto il Bode su un assist senza senso logico di Heyman. Madonna, Heyman tra Coppa Italia e Europa League, 2 assist da cioccolataio D'altra obeso. parte le finali si giocano spesso sui nervi. Vai È una ragazzi, questione di testa più che di piedi, no? E il match finora 45 è stato minuti, intenso, salvo equilibrato supplementari. e all'altezza La delle Bamba aspettative. recupera subito, vai Terence, effetto Serra, arma letale per Terence. L'asse Terence Kuma ha regalato tanti gol di solito, vai Terence. Terence, Venezia il Kuma ha non ce la giocato fa. meglio, secondo me. Il punteggio non li sta Alexandru, prendendo ma in perché me la dà considerazione così? Ma che come cazzo hanno fatto che nel cazzo primo ha il tempo, joystick no? oggi? Ma Chance di porco vittoria. diavolissimo. Ma vaffanculo però. Rotti i coglioni, adesso la vinciamo. Quando come si incazza segna. Veneziano si gira. La gioca sull'altra fascia. L'azione si stava facendo Terence, pericolosa, tutti contro, ha anche il preso bene joystick. tempo e si è messo in Heyman. mezzo. Veneziano? Non ci credo, che miracolo. Qui. Che miracolo di sinistro. Alexandru, Pintus, Nasdaq per il Bode. Mette fuori il Michelotto. Madonna pallone. Pur di Maurizio. poco sfortunati qui. Mamma Molto Maurizio. ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza.
8 tiri a 2, stiamo dominando anche questa alla Effettua fine. un cross dalla tre quarti. Michelotto. Palla giocata alta sulla Occhio fascia. ragazzi, occhio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Troppo bello per essere vero. 57esimo, mamma mia. 57esimo. Terence per il Bode. Per il Bode. Il Bode prova a cambiarla per Alexandru, che vuole vincere le migliori assist della Coppa, ma chi se ne frega, dobbiamo vincere la Coppa noi. Veneziano! No! 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 Era il gol vittoria! Assist di Alexandru. Deve dimostrare Non ci maggiore credo. attenzione. Da quella Non ci credo, sono posizione sempre possono nascere entrati, azioni non ce molto la vogliono pericolose. dare. Non ce la vogliono dare. Ripetersi. Non ce la vogliono Decisamente un dare. gran talento, riesce a Non ce la vogliono determinare da dare. solo l'esito di una partita. Non ce la vogliono dare. Non ce la vogliono dare. Prova a verticalizzare. Non ci credo, non ci Prova la credo. giocata nello spazio. E passa. Michelotto che ha fatto una partita da standing ovatio. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Occhio, Si libera la grande. occhio, bravissimo Gervasi. Andiamo avanti. Veneziano, Terence, cosa ha fatto Alexandru e che ha fatto il culo. Ma il palo ha negato tutto. Beh, forse Veneziano. per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Non ce la fa Alexandru a prenderla. Si attaccano Non è troppo alla fallo. palla e si fanno superare. Francone Gli si avversari scalda. sono rapidissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Gervasi. Hanno ragione a essere cauti. Bravissimo Pintus, che culo dell'Ajax, ma ancora Pintus. Ancora Pintus, il rumeno vuole regalare il cioccolatino finale. Cerca E la dà a spazio. Pintus, Nasdaq che me ne regalate tante in carriera. Regalami anche questa. E andiamo a casa, Venezia! Ma porca puttana! Ma no adesso, cazzo, come se le mangia adesso, Dio Hanno santo. diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, Ma prima o poi porca la rete miseria, arriva. però, Cristo di un Ed Dio. è andato vicino a una nuova segnatura. È un Vai. giocatore che si rivela pericoloso ogni volta Mamma che mia, tocca sono il stanchi gli pallone. uomini. Dobbiamo provare Francone, assolutamente. Alexandru in palla, Terence meno, Terence lo devo togliere. Cazzo, abbiamo Mencarelli però. No, beh, ce lo può fare, dai. L'ultimo aspettiamo. Vai, raga. Apicella. Il presidente. Il presidente non la può perdere, non ce la può perdere il presidente. Il presidente se ne va splendidamente splendido, veneziano, ma no, come no. Difensore non molla No, mai. no, adesso spengo tutto e vado a casa. Guarda, ti Spengo confido tutto e che vado a non casa. capisco perché Spengo tutto e abbiano vado a aspettato casa. così tanto Spengo per tutto e vado a casa, sfruttare Michelotto il ancora. Stava Terence facendo la rischia, quello ma che ce la fa. voleva No, in Alexandru! Cerca di lanciare il compagno. No, 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 no. No, no, no! Mito, ci salva dal baratro. Questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Ci salva dal baratro. Avanti, vediamo cosa Ci salva dal baratro, Mito, era Il gol. pallone largo con Era gol, mamma mia, Alexandru. Alexandru se ne va. un tocco infelice Peccato. salva la situazione. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti Mamma da un Mito, giocatore Mito ha di salvato questo tutto. livello. Best save, anche questo non mi Prova a interessa. metterla subito in aria. Grazie Arcangelo, ho messo Eusen a vincere. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Il Come le recupera. No, fuori Se gioco. sia fuori gioco, sia così. Ma perché tutte le serie del Cumendone che siano in diretta, in differita, su Cumenda Channel, su Vaffanculo Channel, dovevamo soffrire così. Guarda che possiamo vincere, possiamo anche perdere, ragazzi, Prova la Gai. giocata nello spazio. Perché la strada è comunque anche stanca. No, no. No, adesso no. No, è gol. È gol, madonna mia. No, no, se ne è supplementare, la vedo dura, bisogna chiuderla adesso, mancano 6 minuti. Ma guarda, Veneziano le ha segnate sempre. È un palo osceno, che schifo, che schifo, Apicella. Gai, Riceve un pallone interessante. Francone. Tocco Giocata di preciso. Francone strepitosa, che la dà Veneziano che la fa abbastanza bene. Vai Agi, Veneziano! Veneziano alla fine! Veneziano alla Possono tornare a fine! controllare il match. Il Cuba alla fine la mette! Il Cuba alla fine la mette! E Agi fa un assist strepitoso! Ottimo questo colpo di testa, preciso ed efficace. E c'è il gol! La traiettoria che ha dato il pallone era perfetta, il portiere non ha potuto fare niente. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, mi sento male. Agi,
Veneziano l'appoggia e la mette. Veneziano l'appoggia e la mette, capocannoniere dell'Europa League. Cazzo vuoi dire a sto uomo? Mamma mia, cazzo vuoi dirgli? Mamma mia, è Asi miglior assist, man. Questo è lo screen, questo è lo screen. Oh, 2 minuti. 2 minuti, non ci credo, non ci credo. Non ci credo, Francone. Francone. Il Venezia aspetta solo Non ci credo. il fischio dell'arbitro. Non ci credo. Anche Gheorghina esulta, ma manca una vita. Anche Gheorghina esulta, ma manca una vita. No, adesso! Anche Gheorghina esulta. Gai di cuore. Gai vuole chiuderla. Gai vuole umiliarli. Invece Gai cerca di passarla a Veneziano per essere più sicuro, ma va bene. No, adesso. Sì! Europa League! È arrivata al terzo anno! È arrivata al terzo anno e Veneziano cambia! Si cambia il vestito ancora, abbraccia Michelotto! Non ci credo! Non ci credo! Abbiamo vinto l'Europa League! All'ultimo secondo, che Europa League, tutte alla fine le abbiamo vinte così. Non ci credo. E adesso sì che prepariamo gli screen, ragazzi. Prepariamo gli screen perché questi... Alzala, alzala! Alzala, alzala! Alzala, alzala! Grazie a tutti! Alzala, il capitano, questi vanno sulla prossima anteprima! Le faccio miliardi! Grazie, Api, alzala! Api, alzala! Grazie Arcangelo, Api alzala, che belli ragazzi, che belli. Veneziano piange, capisce che cosa dico? No, Picelli, no, non devi fare queste cose. No, Picelli, non le devi fare. Non le devi fare, Api. Non le devi fare. Guarda, Api non le deve fare. 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 Siamo campioni. Veneziano la decide. Api non le deve fare. Api non le deve fare. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto, ragazzi? Cosa abbiamo fatto? Screen di tutto. Cosa abbiamo fatto? All'ultimo secondo. Noi le vinciamo così. Noi le vinciamo così. No, incredibile. Questo è il momento migliore della mia carriera. Apicella e Veneziano si abbracciano. Ancora, è pazzo. È pazzo anche Arcangelo, ragazzi, siete dei drogati di merda tutti quanti. E adesso, ragazzi, per la passerella finale, lascio solo Veneziano per il capocannoniere, ma lasciamo spazio a tutti quanti. No, questo magari no. Anzi, facciamo la pazzia. Gigi palla. Cannistra. Terence, mettiamo Daniel. Mamma mia, Mencarelli. Un attimo, devo riprendermi, ragazzi. Alamos. Giangrosso. Apicella è morto dopo la donazione. Piuttosto mettiamo Gervasi, Pintus. Mettiamo Alec che poi ci saluta. Ciao Bottino. Mito, mettiamo Charmi. Vai, raga. E la chiudiamo così. Ciao. Vai Michelotto. Sì, siete pazzi, ragazzi, siete pazzi. No, di più, penso. Benvenuti a tutti. Ci attende una grande siamo partita. pazzi, siamo Da un tutti momento pazzi. all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro Siamo competenza pazzi, sul siamo terreno noi, siamo noi. Oggi I si campioni affrontano dell'Europa League Venezia siamo e Lazio. noi. Ciao a tutti da Michelotto, Fabio Perez. Canistra. Insieme a me per la telecronaca di oggi, Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un Mamma saluto a tutti. mia. Non vedo l'ora di vivere questa partita. Ci sarà qualche partenza, però quelli che hanno reso possibile questo li ricorderemo a Luca, vita. secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Mencarelli, dopo ci facciamo le nazionali. Chiudiamo con le nazionali, il prossimo live, cioè domani. E qui Nuovi forse acquisti meritava un giallo, e nuovo ricordo che adesso è campionato. solamente verbale. Mamma mia, manca solo il gol di palla. Manca solo il gol di palla. Manca solo palla. Manca palla.
Manca solo palla il come capocannoniere per proprio umiliare chiunque. Ottimo disimpegno, fondamentale. Vuole la Ala, profondità. Veneziano vuole il capocannoniere, sarà Barolo, durissimo è però. stato accostato a diverse squadre ultimamente. Cosa ne pensi di queste voci, Luca? È in partenza secondo te? Beh, Fabio, so che ci sono diversi club disposti a investire cifre importanti. Mamma su mia, lui. le statistiche le E credo che statistiche faccia vediamo a bene, fine di è sta davvero uno dei partita. migliori giocatori del campionato. E dopo Pallone alto e lungo. andiamo sulla di fascia. nazionale, c'è una Ottima sorpresa pressione ragazzi, la quello che è sua. stato fatto Palla oggi ha recuperata. regalato la nazionale a tutti. Palla in out, Non lo volevo ci sarà dire ma è rimessa giusto laterale. così. È giusto così, abbiamo fatto una cosa epica. Vediamo, non proprio È stato un tuttissimi, brivido però per la tanti squadra, ma entreranno si in è fatto squadra trovare ragazzi. pronto con l'anticipo. Perché è giusto così, Cerca perché spazio. siamo in Europa League e l'abbiamo Tocco vinta. preciso. Doblette, più Passa. Champions, Veneziano Occasione impazzito, rete. la dà il maestro, gol! Il maestro, chi se ne frega dei capocannonieri, gol del maestro. Scappare questa grande occasione. Un passaggio No, perfetto i nuovi e acquisti lui è stato domani, con bravissimo calma, ad perché devo approfittarne. dedicarci la puntata con Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. come si dice, con le interviste, quindi saranno domani gli acquisti. Domani nuovi acquisti. Bella apertura. Colpisce da Attenzione, sotto. Charmi, gol della Lazio, Conclusione. ma fotte Ha sega. segnato. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Gigi Il portiere è Palla. stato bravo sulla prima conclusione, ma Gigi non ha Palla potuto prima di nulla tornare in sulla seconda. prestito, regalaci un Si è gol. fatto trovare pronto, ha intuito che il portiere non sarebbe riuscito a trattenere il pallone. Mamma mia, pazzo comunque, pazzo a Picelli. Lulic apre Un il drogato, conto ma nei gol anche per questa Dark, stagione. anche il gol della Lazio, C'è il anche gol lo della stesso, Lazio. E adesso possono tornare a controllare Arcangelo il dei match. drogati. Davanti alla porta. Sì, gli due acquisti Tutto sono solo, Bartolucci non per poteva quest'anno sbagliare. e Giocata Arcangelo. davvero molto intelligente. Prossimo anno Bel Peppe gol. Cannistra, no Cannistra, ciao, e Canarrante C'è fallo. e poi Uguccioni. Noi abbiamo vinto l'Europa League e Poleiman qua e Poleiman là, tutto nudo al supermercato, la la la, oh Poleiman gai, oh Eman gai, Eman gai, lo vogliamo nudo alla crai, la 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 la, Poleiman gai, la 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 la, Poleiman gai, ti vogliamo qua, ti vogliamo là, nudo al supermercato sempre là, oh Poleiman gai, Era un'ottima occasione. E Gli Agi, avversari di e sicuro ragazzi, non gli spiace con la che sua sia sfumata Georgina, così. ragazzi, cosa ha combinato con la Georgina? C'è solo un presidente, c'è solo un presidente. Un capitano, c'è solo un capitano, c'è solo un capitano. Anderson. Palla in out, Ai, ci ai, sarà ai. rimessa laterale. Siamo venuti fin qua per vedere segnare come andare, la 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 la. Trova il La 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 compagno la in la buona la la posizione. la la. Siamo venuti fin qua per vedere segnare come andare. Cerca la profondità. Tentativo verso la porta. E c'è il gol della Lazio, no, Il neanche. palo, Mamma mia come l'iniziazione stiamo del gol. giocando. Prova la giocata nello spazio. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. La palla non è passata, Oh poteva essere un'ottima Michelotto, occasione. picchia Ha cercato di duro. sfondare per 10 Facci un metri, ma non ha gol, avuto oh coraggio. Cercare Michelotto, il taglio picchia in mezzo. duro, facci un gol. Ma Arcangelo, tra l'altro proprio un drogato mentale Arcangelo, Passaggio in avanti. Mamma mia, non è ancora entrato in squadra, ha già fatto sti danni Arcangelo, ragazzi, prepariamocelo che sarà una faida, sarà nel ruolo di Cannistra e Eyman, quindi vedremo. Palla, se segna palla giuro che viene giù, si con palla si pretende i 1.000 euro di Il difensore donazione. respinge. Mamma mia. La 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 la. Prova a scavalcare. Polema la difesa gai del nudo alla crai. Oh Si lo libera lo la lo lo grande. lo 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 Prova a cross lo. in aria. Il maestro, ma La chi se ne frega del difesa capocannoniere riesce ad Michelotto. allontanare. Michelotto, Il Michelotto. portiere dice di no. È stato splendido. Se Saltelli segna Bodelli e se Saltella segna sempre Bodelli. Cioè, abbiamo anche i cori, ragazzi. Abbiamo anche i cori. Devono fare Ragazzi. molta attenzione sui calci piazzati. Questa Rui squadra può Costa, contare su Rui giocatori Costa, il molto maestro, abili nel Cannistra. gioco aereo. Veneziano, peccato. Ah, la Va in Moss! su, allontana la palla.
Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Kaiser Franz. Kaiser Franz. Kaiser Franz. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Prova la giocata nello spazio. L'azione si Che sta ce facendo frega de pericolosa, ma ha Maradona, preso noi bene ci il tempo e si abbiamo è messo in mezzo. Agigol. 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 Che ce frega de Maradona, noi ci abbiamo Agigol. 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 Mamma Si mia. parte per la seconda frazione di gioco. Il Venezia adesso non deve farsi Non prendere tocca mai una dall'entusiasmo palla, e ma ce cerca l'abbiamo l'attenzione di noi, gettarsi ce avanti l'abbiamo in modo noi. scomposto, Gigi facendo palla, saltare ce tutti gli l'abbiamo equilibri. noi. C'è ancora Non tutto il tocca secondo mai una tempo davanti palla, per non ribaltare il tocca mai una risultato. palla, ma Gigi palla ce l'abbiamo noi. Ci mette una pezza. Michelotto! Distanza. Madonna, Una Michelotto! parata. Che grande parata. È incredibile che ci sia arrivato, sembrava un gol fatto. Il maestro. Michelotto, peccato. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Il portiere è rimasto immobile. Non Ma abbiamo il la tiro era regina, fuori non bersaglio. abbiamo il re, ma abbiamo il duca Salgono con molti Meriwether. più uomini in questo La inizio la di la secondo la tempo. Sanno la che è un la momento la decisivo della partita. la. Ottimo il suo Non senso abbiamo il della re, posizione. non abbiamo nessun, Lulic. ma c'è il Oggi duca ha già dei fatto Daniel segnare il suo nome sul Meriwether. tabellino La dei la la marcatori. la 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 la. Non siamo laureati, non siamo Prova a saltare il laureati, centrocampo. ma il geometra Cerca di è mettere un proprio pallone con interessante noi. in La aria. la 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 Felipe la la Anderson la la. riceve un bel pallone. La 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 Devia di la testa. la. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta Mamma ha mia. sbagliato. Abbiamo il nostro presidente che con il miele Ale, Cerca di che col sfruttare miele lo Ale spazio sulla fascia. ha comprato Giangrosso Grizzly Ale. La 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 Lazio la ha ottenuto un bel la risultato la in la scorsa la la partita. la 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 Grazie la. soprattutto Il nostro all'intelligenza presidente tattica del col proprio miele la 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 la. stampa ha Il nostro giustamente Giangrosso ha sottolineato preso l'abilità papà dell'allenatore. tu tu Le sue tu scelte tu sono ru state ru audaci, ru ma si sono ru. rivelate decisive. E noi giochiamo con E usare a l'erba, volte e è noi l'unico giochiamo modo con per ottenere l'erba, il e poi risultato. Terence se la Azione fuma prolungata, ma le. possesso palla assente. Non Pararararararara. riescono a concludere nulla con questa azione. Pararararararara. Vedo che L'erba la è difesa con di Stalin noi non punta e poi sul fuori Terence se gioco. la E fuma. vogliono Ando proteggersi cazzo dalle stiamo a imbucate. Cedono la giocare. profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono sfruttarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Turururururu. Non siamo di New York, ma Guarda Fabio, Nasdaq ogni è strategia sempre con ha dei pro noi. e dei contro, non si può fare un discorso assoluto, ma considerando l'abilità di questa squadra il gioco in profondità, E credo poi abbiano c'è ragione. Alamos Con questi non che è puoi un correre rischi, si cavaliere, muovono benissimo non si senza capisce se palla dello e arrivano in zodiaco, porta del in cazzo. minuti. Ah la 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 la. Evviva Alamos, evviva Alamos. La 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 la. Guarda, ti confido che non capisco perché Tu, abbiano tu, tu, aspettato tu, così tu, tanto per tu, tu, stringere la tu, marcatura tu, su di lui. Stava tu, tu, facendo tu, quello tu, che tu, voleva in tu, area di tu. rigore. Non sarà Versace, non sarà Armani, Cercano nemmeno un modo per Valentino, freccia nella difesa ma lo avversaria. stronzo di Barocco in Giappone. Tarararararararara. La 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 Allarga sulla fascia. la Sul la filo del la fuorigioco. la 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 Ci sarà la. rimessa laterale. Non siamo tartarughe, non siamo tartarughe, ma il Cross buon il pallone al Tonini centro nelle area. fogne. C'è palla! C'è palla! Voglio i 1000 euro! Voglio i 1000 euro! Voglio i 1000 euro! Gigi Palla! Gigi Palla ha segnato! Ha segnato Palla! Voglio i 1000 euro! Ha segnato Palla! 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 Voglio i 1000 euro! Li voglio! Ha segnato Palla! Ha segnato Palla! Attenzione a bordo campo. Ha segnato Palla! Mi sembra ci sia una sostituzione. Ha segnato Sostituzione Palla! comprensibile. Ha segnato Sembrava Palla! molto stanco, Ha meglio segnato fare entrare Palla! un Non vinco il giocatore fresco. capocannoniere ma fotte sega! Ha segnato Palla! Nuovamente in parità. Non mollano mai. Voglio i 1000 euro! Domanda Li è, voglio! ora Ha riusciranno segnato a tenere alti Palla! i ritmi e provare a vincere? No, vabbè, no, ma dai, api, vai fanculo, no.
No, larga picca in cazzo. profondità. No, ha segnato Prossima palla. Ha segnato Chiede palla, scusa ai siete dei compagni, questa malati, palla cazzo. non l'ha Siete certo dei gestita nel drogati. migliore dei modi. La Lazio Ma è un passo siete dalla dei qualificazione in drogati. Champions League. Ma siete dei malati di merda, porca puttana. Ha segnato palla. Ha segnato Se ne palla. va. Mamma mia ragazzi, cosa abbiamo Ottima fatto, iniziativa, raga? ma si è scontrato Cosa con i abbiamo fatto sta difensori. stagione? Ve l'abbiamo detto già, non so se sarà ripetibile a breve una stagione così. Mamma mia. Prova il Mamma filtrante. mia. Palla allontanata senza troppi Mamma complimenti. mia. Mamma mia. Immobile. Ci mette il Ha fisico segnato e palla, non conquista il conta più pallone. l'Europa League, ha segnato palla, screenshot di palla. Non Mamma può mia. sbagliare. Veneziano, Fuori la veneziano, profondità. veneziano. Scodella il Veneziano. spazza il pallone. Dai che forse riusciamo a non Immobile. perdere neanche questa, non so come. Michelotti. Beh, direi che adesso è il Alerec. recupero del recupero. Mamma mia. Immobile. Mamma mia, ha segnato palla. Da Lulic. segnalare su tutto. Con Decidono screenshot di per giocare palla quando all'indietro. bacia la telecamera. Palla se ne va da eroe. Si chiude Palla dunque la se ne sfida va con da il fischio eroe. dell'arbitro. Bravo L'unico vero palla. vincitore, l'equilibrio. Se ne va in prestito Partita da che eroe finisce in palla e pari tornerà più forte di ovviamente. prima. Sentiremo poi in settimana nelle interviste se i due Standing tecnici saranno rimasti soddisfatti ovation. della prestazione e del Standing risultato. Credo che la ovation squadra per abbia fatto il me. E si massimo salutano quest'anno e tutti. che i Siamo arrivati giocatori terzi. abbiano onorato la Anche in maglia che Champions. indossano. Il Pare che la prossimo anno società saranno intenda carico di rafforzarsi nel partite, prossimo le pretese saranno calciomercato. alte da Se parte faranno di le Api, mosse giustamente giuste, abbiamo Fabio, vinto il tutto, è un prossimo pazzo, anno però Api saranno ancora ragazzi è più squilibrato. competitivi. Veneziano saluta da leader consumato, non vince il capocannoniere ma rimane pur sempre uno dei più grandi. Ragazzi, si chiude qui la stagione. Ci sarà anche l'MVP che saranno tutti candidati. Quelli che reputo io i favoriti sono Gai, Veneziano. Diciamo i primi due sono Gai e Veneziano, il resto un po' così. Stagione incredibile, andiamo a vedere tutte le statistiche, poi ci buttiamo sulla nazionale e poi a nanna. La 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 la. Ok Bartolucci, poi vediamo perché tu sarai terzino Barto, quindi così alto è un po' dura, però adesso valuto. Mamma mia, andiamo a vedere tutto, si va a vedere tutto, vediamo chi vince la UEFA Champions League intanto che è importante per capire chi beccheremo in Supercoppa. Ancora la Juve, ragazzi, spara. No, no, beh, no, scusate, ho sbagliato io. No, ancora la Juve, cazzo, fate la diretta. La finale sarà... Ah no, AS Monaco, Real Madrid ancora da giocare, ce la gustiamo dopo. Europa League, andiamo a vedere classifica gol. Veneziano con 14 gol, massacra tutti. Francone chiude a 6. Il resto non ci interessa. Ha assistenze. Vince Alexandru con 6 gol, tutti gli altri dei nostri a 4. Alexandru si porta a casa un premio prestigiosissimo. Mamma mia Alexandru, partito male. Ha chiuso veramente da fenomeno. Api è pazzo. Mamma mia, grande Barocco, che Barocco tornerà, speriamo più forte di prima. In Italia invece si chiude con la Team Cats, classifica assist, vince Jorginho, il migliore dei nostri, Paul Eman Francis for Coppola Gai che vince, che fa 8 assist, poi Alexandro 6, buona stagione di Alexandro, poi vediamo i totali. La classifica gol purtroppo vede Higuain capocannoniere, Veneziano chiude a 20, ha un gol in meno ma con tante partite non giocate, grandissimo Veneziano. In Team Cats classifica gol, vince Higuain, complimenti a Higuain. Terence 4 gol, però Terence mattatore di Team Cup. Le assistenze della Team Cats, attenzione, Paul Mangai insieme a Marchisio portano a casa l'ambito trofeo dell'Assist Man Team Cats. Ok. Poi chi se ne fotte, andiamo a vedere le nostre invece statistiche personali. Personali, collezione di vittorie ragazzi, e comincia a intravedersi qualcosa di grande, raga. Molto bene. Risultati rosa, andiamo a vedere. Vabbè, migliori 11 campionati. No, ma che cazzo? No, non è qua allora. Non è qua. Cazzo sono. No, non sono neanche qua. Sì, Polema migliore. Risultati, no, risultati giocatore. Analizziamo come è stato il risultato. Risultati generali. Allora, vediamo i migliori. Allora, il Bode chiude con 42 presenze, 15 gol, 6 assist, 6-1 di media.
Terence 57 partite, forse quello che ha giocato di più, forse. 11 gol, 9 assist, 6 di media. Guy 51 partite, 6 gol, 17 assist di Guy, 6-1 di media. Guy monumentale. Veneziano 44 partite, 36 gol, 7 di assist, 6 di media. 6 di media. Cannistrà 37-5-4, partito bene poi in calo. Alerek 15-0-2, vabbè. Daniel Andrew 3 gol e 3 assist, bravo. Francone anche lui media micidiale, 27 partite, 13 gol, 4 assist. Mencarelli 35-2-2, non male. Zincaro 2 gol e 1 assist, bravo Zinca. Andiamo a vedere Alexandru 50 partite, 2 gol soli ma 14 assist. Ma Guy monumentale Guy. Mamma mia, monumentale Guy. Pintus 4 assist, chiude con 4 assist. Sidotti chiude con 4 assist, con 2 assist e un gol. Michelotto 3 gol all'attivo. Cannistra 5 gol, l'abbiamo già detto. Comunque Veneziano 6 di media mostruosa, però non finisce nel best 11 stavolta. Questo non la capisco sinceramente. Gigi Palla ha messo presenza, un gol e un assist. Vabbè, adesso bisogna fare le convocazioni, ragazzi. Allora, convocazioni, qua si convoca gente perché se lo meritano. Allora, allora, Masina fuori dal cazzo. Mettiamo i terzini che ci servono anche. Allora devi convocare Sidoti. Ok, che ha giocato veramente bene. No, Chiellino 84, Bonucci lo teniamo. Romagnoli. No, per la difesa aspetto ancora, poi ci convochiamo. A centrocampo, ragazzi, a centrocampo voglio dare un premio a Gervasi, però Gervasi serve, che no, Gervasi devo convocarlo. Lasciamo a casa Romagna e mettiamo Gervasi. Ok, e dopo purtroppo avevamo tutte e due le ali, avevamo un giamaicano e un rumeno, cazzo. Però una cosa che voglio fare assolutamente, si convoca, a questo punto giochiamo con i trequartisti. Allora, Barocco 84 comunque, Barocco in avanti, non so se è collegato. Guarda, lo stronzo, lo convoco lo stronzo dopo che ha vinto la Champions League. Però togliamo Ciro Immobile e voglio Cannistra assolutamente. E dopo voglio fare un regalo. Per un uomo che veramente ha fatto grandi cose. Per un uomo che ci ha regalato grandi e grandi momenti. Maurizio Michelotto. Intanto sono questi, raga. Belotti 77. Ok, Belotti lo togliamo. Ciao Belotti. C'è anche il Bodo 85. Il Bodo 85. Ok, boh, perfetto. No, palla no, ragazzi, bisogna anche un po' meritarselo, ecco. Cioè, tanto mettiamo così, poi li cambiamo. E siamo campioni, campioni. No, ragazzi, metto chi merita, cioè. Giangrosso, aspettiamo il prossimo anno per Giangrosso. Ha fatto bene, però sei qui da poco, voglio ancora pungolarti un po', Giangrosso. Allora, qua abbiamo tutto il discorso. Allora, accettato, ok. Buono. Lo decido, sì, lo decido io, Arcangelo, lo decido io. Serie A team, ecco, Veneziano entra, no, mese di maggio però. Mese di maggio, vabbè.
Come amichevole? Come amichevole? Ma come? No, scusa, sto esagerando il cazzo pesantemente. Ma io dove cazzo le guardo le nazionali? Cioè, non capisco, aspetta un attimo. No. Ci sarà un modo. Da qua, non lo so, sto come cazzo si guarda? Vai sul menu nazionale. Cazzo è? Programma. Ma no, ma perché amichevoli? Ma no, le amiche, io non voglio fare le amichevoli. Ma non esiste che facciamo le amichevoli, cioè non ho coglioni, ma non capisco però. Vittoria, bravi. Chiaramente per noi i gol della nazionale partiranno da quando giochiamo partite ufficiali, le amichevoli non le contiamo, questo era abbastanza palese, insomma. Era abbastanza palese, ecco questo. Sì, forse nella prossima stagione, allora che palle però. Ritorno col Belgio. Sì, ma le qualificazioni, lo so, però le qualificazioni, cioè, quando le facciamo? Cioè, quello è il discorso, cioè, non ci qualifichiamo. L'anno di dispari di solito era per le qualificazioni. Cioè, vai, prossimo anno allora, pazienza. No, no, non guardo chi ha segnato, solo quando giochiamo noi. Solo quando giochiamo noi. Vabbè, raga, cioè, sinceramente giocare adesso, ricominciare la stagione, devo creare i giocatori con calma e tutto, ha poco senso, secondo me. Eh, è giusto anche dare ai nuovi acquisti la giusta visibilità, quindi fare adesso tutto quello che abbiamo vinto ha poco senso. L'anno prossimo sei partita di qualificazione. Ok. Conferma la squadra nazionale per la base amichevole? Sì. Sì, sarà intervistato domani Arcangelo. Questa sera mi piacerebbe portare con me Terence per le grandi imprese in Team Cats. Vabbè, veneziano sono io, quindi mi auto coso. Se vuole Terence e Mangai per le grandi prestazioni dei grandissimi Astis e anche Alexandro voglio. E la Picella purtroppo sta male, però Api deve, se ce la fa domani, volentieri. Quindi questi tre vorrei per le cose. Vediamo se vogliono venire. No, attenzione, il ritiro di Gigi Buffon. Quindi mito alla strada spianata. Ci sono Alexandro, domani sì. Allora, Agi quindi entra intanto sullo zoccolo duro. Il canale zoccolo duro. Terence purtroppo non riesce e vediamo se riesce Mangai. Cazzo, peccato Terence, però ti voglio, Terence, assolutamente. Vediamo se può. Vediamo se può anche. Tanto Agi entra pure sullo zoccolo, poi ti trascino. È nata una stella cani strasciuffi. Questa stagione nessun giocatore verrà registrato i miei giocatori preferiti. Sì. Vediamo Eman che non ci risponde. Eman è andato. La morte di un uomo. Va bene, dai, entra sì, con questo entusiasmo, però, guys, allenatore della Juventus. Ok, allora finiamo qua le stagione. Vediamo chi ha vinto la UEFA Champions, con chi andiamo a fare il mondiale. Speriamo col Monaco, vediamo se abbiamo culo anche qua. No, mamma mia, Venezia e Real Madrid sarà il prossimo anno, mamma come si parte. Guy si è montato la testa. Sì, adesso un attimo ragazzi.
Buono, buono, buono. Adesso salviamo. Sì, adesso arrivo, ragazzi. Tanto salviamo facciamo un salvataggio almeno su una, dopo salviamo anche sulle altre. Aspetta che, scusate un attimo, raga. Scusate. Adesso arrivo, ragazzi, one moment. Giocatori preferiti, chi c'è? Cazzo, non lo so dove sono, piccolo. Ciao Bartolucci, ciao, domani mi raccomando che c'è la presentazione di Bartolucci, quindi cerca di venire che... Ok. Mamma mia, campione, campione. Retrocesso il Cagliari di Gai. Adesso andiamo in chat. E si va al 2020, ragazzi. Salviamo e chiudiamo così, perché ci saranno 2 acquisti fondamentali. Salviamo. Soprannome di Bartolucci ancora no. In quanto torna un po' di gente che però rimanderemo via, certi. Ma questa è un'altra storia. Adesso salviamo, andiamo da Gai e Agi. Ok. Ciao Antonio. Antonio entrerà nel prossimo, cioè non questo, ma fra 2 stagioni. Insieme a Pep. È tornato qualcuno della Fogna e adesso andiamo su Discord e andiamo a parlare con 2 uomini che hanno reso possibile il sogno. Anzi 3, perché mi metto anch'io, visto che sono anche auto-intervistato. O se no mi intervista Gay. Allora. Cosa abbiamo creato, ragazzi? Ok, manca Gai. Gai, entrami nello zoccolo. Intanto sono con Alessandro. Oh, Madonna. buonasera. Ti sento un po' male però, Ale, ti sento un po' male. Spero se Gai no, eccolo qua. Un po' male però, Eccolo qua, è entrato anche Paul Eman Francis Gai. Ciao ragazzi. Allora, non so come mi senti. Ti sento di merda, ti sento. E Gai proprio non lo sento, Gai. Eccomi. Ecco Gai. Sentite? Sì, Gai lo sento, eccolo qua. Ok. Allora, uno alla volta. Agi, devi sistemarti il microfono perché ti sentiamo da schifo. Sì, mi ha rotto un timpano oggi. Sì. Non ho un microfono. Mamma mia. Intanto parliamo con Gai. Allora, Gai, che dire di questi cosa ne pensi, Gai? Cioè... È un'emozione unica vincere in questo Venezia, poi non so se sia più emozionante vincere l'Europa League o Gigi Palla che mi segna contro la Lazio. Sì, pazzesco. Sono Gigi ancora Palla. un po' indeciso. Pazzesco Palla, ma ascolta, Gai, 17 assist? No, sono contento. Non mi aspettavo di fare così tanti assist, niente. L'importante è aver vinto quei trofei. Sì, pazzesco, hai fatto veramente... Prima che stesso storia che si abbassa il volume, aspetta. Perché Terence è il mio... Prova a parlare, Agi? Provo a parlare ora. Ma Ma ti sempre troppo no, alto adesso ancora. all'altezza c'è anche il volume, però ti si sente robotico. Sì. Cioè, robotico. Non ci posso fare nulla, non c'ho il microfono, raga. Va bene, dai, va bene. Forse devi andare nelle impostazioni del microfono. Ci sto giocando un po', però non... ho abbassato il volume. Ma non ci posso fare niente di che. Ma ascolta, per la prossima volta però ce l'hai il microfono migliore. No. Ecco, sono le belle notizie, vabbè. Ascolta, allora, dopo Gai tu intervista me, adesso voglio sentire un attimo Agi. Allora, cosa provi a vincere la Coppa da capocannoniere assist e con la Georgina vicino?
Beh, è un'emozione unica. La Perugia vicino purtroppo non ce l'ho, però mi sta vicino con l'anima. Beh, però era allo Non stadio, fisicamente. però era al Konami Stadium, però, eh. Era al Konami Stadium. Eh? L'abbiamo vista. Sì, stavo in tribuna, sì, sì. Bene, no, questo è importante perché le donne sono fondamentali per riuscire a portare a casa i risultati, perché ti danno la tranquillità e ti danno l'amore necessario per poter giocare al meglio. Quindi Eman lo sa, è solo che Eman purtroppo ha fatto anni insomma, lo sappiamo, non lo voglio dire sempre perché sennò dopo sembrano cose strane, però sappiamo quanto è porco Guy, quindi però si è ripreso fondamentalmente. Fondamentalmente si è ripreso il Beh, piccolo Guy. grande Gai, grande Gai. Comunque, Sì, come ho cioè, perso il pene è stata tutt'altra cosa. sì, sì, beh, quando mi hai donato però la forza e la bellezza, grazie Guy, veramente, sei stato un grande. Grazie Guy. Ascoltami Guy, dai, se vuoi intervistare il venezianone, sono qua. Va bene, allora, cosa ne pensa prima di tutto di questi due trofei che sono arrivati di questa Europa League, la prima nella storia del Venezia e poi il ritorno anche alla vittoria della Coppa Italia? Allora, la Coppa Italia, per parte insomma, del trofeo meno nobile, è stata una partita insomma dominata dal primo minuto. Abbiamo avuto la fortuna di beccare una squadra diciamo inferiore e abbiamo sfruttato l'occasione vincendo bene, anche con un mio gol dopo un minuto che sono entrato, pam, l'ho messa. L'Europa League è stato un calvario meraviglioso, lo voglio definire così, un girone perfetto. Dopo invece nelle eliminazioni fuori casa abbiamo sempre preso bombe. Però il Penzo insomma, è stato il nostro fortino e poi la finale, vabbè, cioè, prima Sidotti e Francone che diciamo, ci hanno regalato la qualificazione in semifinale e poi, insomma il mio gol in finale così è stata una roba incredibile. Abbiamo fatto qualcosa di grande che rimarrà negli annali. Veramente, cioè, viene quasi da piangere, guarda, cioè, veramente piccolo Guy. E grazie ancora per quello Sì, che mi hai donato, Guy. E mi dispiace invece per che averti, ti ho cioè, donato. no, Ah, sì, sì. no, che mi hai donato la bellezza e tutto, però a me dispiace che ti ho fatto perdere il cazzo in quella sfortunata trasferta a Bologna, ecco. Beh, Eh, si fanno dei sacrifici, dai. sì, io ringrazio anche il presidente, vabbè, oltre a Darkstar, anche perché, insomma, perché il presidente ha donato robe, anche Arcangelo, cioè, io onestamente Api cioè, io mi aspettavo 20 euro, sinceramente già erano troppi, però hai fatto un Ho po' il paura per pazzo. la Champions. Vabbè, ma la Champions prima che la vinciamo, Api fa tempo ad arricchirsi. Però Api veramente, cioè, ti ringrazio, ma non c'è bisogno, ripeto, cifre così incredibili anche per i 10 euro di palla. Cioè, se potevo scegliere prima con palla, allora veramente mi creavo il miliardi. Cioè, 10 euro a un gol di palla, pensa, 10 gol di palla, ero a posto. Sì. Vabbè, insomma, comunque ancora grazie a tutti. Ma interrompo E... un secondo, ma mi sentite? Oh, ci Sì, sentiamo adesso bene sì. adesso, ci sentiamo bene, eccolo qua, eccolo qua. Stavo il telefono. Comunque, se Maurizio Michelotto vuole intanto aggiungere il nick di Arcangelo e no, Bartolucci non penso ci sia, lo può fare tranquillamente. E niente, Alessandro, io sono contento veramente che ti sei ripreso perché hai cominciato male, eri anche molto depresso, mi ricordo, a inizio stagione. C'era un po' di Beh, sì, era un depressione. po' giù. E invece dopo, basta, Agi ha conquistato il mondo. Però Cioè... voglio fare anche un po' di più, un po' di più, un po' di più. Non mi basta mai come Lo so, sei mai esigente mollare. tu, sei esigente. Adesso Beh, sì. hai vinto il miglior assist dell'Europa League, adesso ti rilassi, stai con la donna, un po' di trombate, ma di quelle proprio pesanti, e dopo puoi tornare bello scarico e pronto per una nuova stagione. Beh, mi devo Eh, occupare dei pushkas però, dei eh, premi, delle cose. bravi, sì, quello sì, sarà dura quest'anno, sarà dura perché C'ho, c'è una valanga c'ho di una lista roba, lunghissima, c'è una valanga di roba. lunghissima. Certo, il miglior Volevo assist, fare Eyman ha fatto una subito. cosa illegale in 52 stati, Eyman, Mamma mia, perché in Europa League cioè, hai una fatto un roba assist. oscena. Eh, Assolutamente. Tutto il campo ho fatto. sì, sì, beh, dopo Agi mi ha donato l'assist per un gol che di testa non pensavo di fare, pensavo di essere distante, invece gliel'ho cazzata. Cioè, gliel'ho cazzata proprio in maniera Sì. arrogante. Che altro dire? Ci saranno questi nuovi acquisti? Ma cosa ne pensi di questo Arcangelo che si candida subito pesantemente? Perché Eh, sembra un bel giocatore questo Arcangelo. Cosa ne pensi?
Ma insomma, essendo un arcangelo, veniamo anche da dimensioni molto simili, essendo anche lui tra paradiso e Ecco, inferno, quanto lo amo, credo Guy, che ci quanto lo intendiamo amo, Guy. abbastanza. Quanto lo amo, Guy. No, comunque la concorrenza fa sempre bene, mi spingerà a dare ancora di più. Poi adesso ovviamente l'obiettivo è il pallone d'oro. E Attento però perché chissà ci sono che nella anch'io, prossima classifica del pallone d'oro non ci siamo anche io e il Kuma, Può essere, non so se si vede la classifica anche degli altri, questo non lo so Mi onestamente. sembra i primi tre si vedono, no? Ok. Mi sa che stavano le nomination prima come, mi sa che stavano le nomination Però prima, adesso è forse. ancora presto, bisogna capire anche in Sì, sì, Supercoppa sì. cosa combiniamo in Ma tu nazionale. secondo me ce la puoi fare, hai fatto un sacco di gol. Sì, Considerando vabbè, anche che hai vinto l'Europa League, terzo in campionato, per l'Italia io non lo escluderei. speriamo, dai, speriamo. Il discorso è che adesso ricordiamoci anche Cannistra in quel ruolo, quindi c'erano cioè, per un Sì. posto tre uomini. È vero che però adesso non facciamo l'errore che abbiamo fatto quest'anno, che poi per carità è finita bene, ma sarà una squadra più lunga e quindi ci saranno comunque, non tutti possiamo giocare sempre, questo è abbastanza oggettivo. E ciò di certo, Arcangelo si candida bene perché ragazzi, Arcangelo chiaramente è stato prelevato, anche se italiano, dal Santos, perché Santos Arcangelo mi sembra un buon coso, quindi viene da Beh, pure da 106. Los Angeles Galaxy ci stava. Ok, vabbè, se ti piace di più, sei tu il creatore. Allora dai, Los Angeles Galaxy, sei tu il creatore. Viene però da 106 gol in Beh, ti ha sventato il MLS. nome, dai. Ha fatto 106 gol però in MLS, quindi. Perché ricordiamo che Arcangelo sarà un trequartista dal gol facile, quindi ricordiamolo questo. Messo l'Arcangelo, perfetto, anche lui su Telegram. Messo E... l'Arcangelo sembra quasi una bestemmia. E Bartolucci Messo. lo mettiamo la prossima volta, Bartolucci, che lui sarà un terzinaccio, sarà un terzino Bartolucci perché comunque andrà via di nuovo sicuramente Peri, che purtroppo non si è più visto. Pardo, vediamo quanto è cresciuto il Celtic, ma sarà dura tenerlo. Alla fine puoi fare il solito Alamos Sidoti, Pintus, Bartolucci. A questo punto possiamo provarla così come terzini. Tanto a Picella Infatti scatenato. Pardo che fine ha fatto? Pardo è finito nell'oblio. Vabbè, Sì. Sì, Pardo è il crollo di un uomo, il crollo pardiano. E niente, poi che altro da dire? Complimenti, anche il Duca ha fatto la sua stagione. Cannistra, vabbè, Zincaro, anche lui è partito in un modo, finito in un altro, come lo stesso Cannistra. Beh, Michelotto, ragazzi, cioè, cosa vogliamo dire a Michelotto quest'anno? Ma Non le ha due sbagliato. finali sono state Non strepitose. ha sbagliato niente Maurizio Michelotto. Ciao Gabriele Nistri. E chiaramente ci sarà il grande ritorno di Tognin, ragazzi. Adesso Tognin purtroppo è malato, la Forni l'ha portato a dei problemi seri, però si sta riprendendo. Beh, tornerà più cazzuto di prima. Beh, sì, perché Sicuramente. veramente sì, assolutamente. Cioè. Ci mancano le sue rabone. Solo che in fascia Sì. abbiamo, ricordiamolo, Mencarelli, Alexandru, Terence, Daniel, Tognin. Adesso non voglio dire, ma Bonito, però. potrebbe essere che uno possa andare in prestito, anche se mi dispiacerebbe, però forse uno può andare in prestito. Ci sta, ci sta. Tanto sempre per un anno. Bellissima, oggi vi parlerò di Arcangelo, un giocatore eccezionale, appena prelevato dai LA Galaxy, dove ha segnato una quantità pazzesca di gol. E niente, quindi forse uno dei due. C'è ancora Guy? Sì, ci sono. Quindi forse uno può andare in prestito degli esterni. Vedremo chi, però ho già una mezza idea per cercare di valorizzarlo di più. E niente, che altro dire? Ragazzi, abbiamo fatto un miracolo che veramente non ha un senso logique. Vi ringrazio, non so cosa dire per quello che abbiamo creato tutti insieme. Mi viene da piangere dalla felicità perché ognuno di noi fa qualcosa. Adesso lascio parlare un po' a voi perché sono stanco. Vai. Vai, Paul. No, niente, è stata una grande emozione, Notte, Rocco. ovviamente
per quanto una serie sia virtuale, credo che le emozioni siano reali, quindi insomma, tutti noi abbiamo gioito per il gol. Niente, anche a me è venuta un po' la lacrimuccia. E niente, dai, lascio parlare Alex. Beh, io diciamo sono fiducioso per la prossima stagione, sperando che in Champions fare dei grandi Grazie, Api. risultati. Notte, presidente, sei E- un mito. Scusa, Notte, vai pure. Tranquilli, tranquilli. Dobbiamo fare qualche piccolo miracoluccio anche in Champions. Sarà Non dura, sarebbe male, ecco. Sarà durissima, vi avverto Poi già veramente- che sarà durissima. Sarà veramente Sì, dura. quello sì. Ma noi siamo lo zoccolo duro e possiamo tutto. Grande, questo è lo spirito che mi piace. Ragazzi, 21:30 domani, presentazione Bartolucci Arcangelo. Importazione. Importazione. Che domani devo fare anche al lavoro, quindi bene, domani pomeriggio. E niente, ragazzi. È stata una stagione meravigliosa. Supercoppa, quindi? Si parte, sì, la Supercoppa, che il programma di domani è presentazione e acquisti, Esatto. Supercoppa europea e inizio campionato. E spero almeno prima partita di Champions League. Vediamo che girone becchiamo. Speriamo di beccare un girone duro, così almeno ci divertiamo. A sto punto voglio divertirmi, tanto so che il primo anno in Champions sarà quasi impossibile. E non so il presidente, ma io come obiettivo quest'anno voglio darmi lo scudetto, ragazzi. Voglio portare a casa il primo titolo per il Venezia, la prima Serie A. Punti in alto, insomma. Sì, voglio lo scudetto. Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare, secondo me. Sì. Beh, siamo cresciuti parecchio. Sì. Adesso abbiamo tutto per sfondare, ragazzi. Ci manca solo la continuità in campionato, che purtroppo fino a questo momento non abbiamo mai avuto, perché è vero che siamo terzi, però siamo a meno 99 punti dagli altri. Quindi diciamo siamo stati fortunati che la quota Champions comunque non era altissima. Però bisogna lottare contro le ruberie, i cupolotti. Lo so, Agi, no. lo so. Sì. Ragazzi, un saluto dal Comendone. Salutate pure, ragazzi, se volete, voi come star di oggi. Notte a tutti, raga. Grazie per questa seratona, per questa stagione. E ci vediamo domani sera. Buonanotte, raga, a tutti. Una cara notte, sogni d'oro, sognate il Venezia che solleva la Champions League, perché poi dobbiamo sollevarla anche nella realtà. Perfetto. Notte, ragazzi, e come sempre non possiamo salutarci con la frase del momento, con la frase che è qualcosa che va un po' al di là di tutto, con la frase per Emangai, ma oggi voglio essere veloce e sintetico. Grazie di tutto, Emangai. Raga, un saluto a tutti. Ciao!